Don Maurizio, oggi si apre un nuovo cammino per la comunità religiosa, si avvia un percorso importante con le ceneri. Cosa significa e come la comunità ha risposto? Abbiamo finito appena adesso della celebrazione eucaristica e sono soddisfatto perché la comunità ha sentito il bisogno di ritrovarsi qui in chiesa attorno all'altare del Signore per dare i primi passi di questo tempo così bello. Non è tempo di tristezza, tempo di angoscia, ma è il tempo della grazia di Dio. Mi piace, ricordare questa immagine che ci può aiutare, la mano di Dio che vuole raggiungere la mano dell'uomo, perché Dio ci vuole rialzare dalla nostra miseria, dalla nostra fragilità. Tant'è che le ceneri che abbiamo ricevuto con l'imposizione sul capo ci hanno voluto ricordare, è vero, l'uomo è fragile, l'uomo è debole, l'uomo è polvere, però Dio ci ha dato la dignità di essere figli di Dio, e quindi attraverso questo atto penitenziale l'uomo deve capire che sì, è fragile, però possiamo fare dei passi importanti, possiamo rialzarci da tutte quelle miserie, soprattutto odio, rancore. Il tempo della Quaresima ci invita a questo, a convertirci, e la liturgia è stata anche molto chiara, soprattutto la prima lettura oggi tratta dal libro di Gioele, era l'invito di Dio e il grido di Dio: ritornate a me con tutto il cuore. Ecco, ritorniamo veramente al Signore Gesù con un cuore contrito, con lo spirito umiliato, perché solo così saremo dei veri cristiani, dei veri discepoli. Un percorso che porta i cristiani verso la Pasqua, come cosa si propone rispetto al tempo ordinario in questi 40 giorni? Ma le liturgie in questo tempo saranno molto più sobrie. Intanto i colori liturgici saranno il colore viola, che ci ricorda questo cammino penitenziale, cammino dove l'uomo si umilia dinanzi a Dio riconoscendo la propria fragilità. Non canteremo più il Gloria, l'Alleluia, proprio perché aspetteremo la notte di Pasqua, dove esulteremo con tutta la Chiesa cantando quell'Alleluia che ci ricorda la vittoria di Cristo, che ha vinto la morte e l'ha vinta per sempre. E la Via Crucis è un momento di ricordo costante. Anche la Via Crucis è un pio esercizio dove ogni venerdì le comunità vivono questo momento, ricordano, meditano, contemplano quelle tappe fondamentali e importanti, ma soprattutto dolorose, che Gesù ha vissuto per arrivare alla croce, quella croce che è l'albero secco, ma con Cristo che si lascia inchiodare su quella croce diventa l'albero della vita, dove siamo stati salvati a caro prezzo. E quindi la comunità pregherà la Via Crucis e la potrà applicare anche secondo le proprie intenzioni, pregando per una persona bisognosa, pregando per quelle realtà dove ci sono le guerre, per quei bambini che vivono sotto il terrore delle bombe. La Via Crucis non si conclude, ma Cristo continua ancora a portare la croce a fianco del suo popolo, a fianco dell'umanità.